Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi, oggi che sapete che di solito la live la porto al venerdì, non la posso fare, quindi ho deciso così anche un esperimento di fare diciamo un video molto lungo, sempre chiaramente diciamo, la pseudo diretta, così da non fare tagli né niente della stagione, perché così andiamo un po' avanti, perché sennò qua raga la vedo un po' dura finire in tempi brevi la first season. Ok, siamo prima in un solo punto dal crotone, quindi insomma la rischiamo. Schema di gioco, purtroppo raga senza Recoba voglio anche vedere se così magari a volte siamo più concentrati, riusciamo a fare qualcosa di meglio senza guardare la chat, queste cose qua. È anche un esperimento questo, diciamo. Adesso vi faccio vedere la chicca delle chicche. Vabbè, noi andiamo con la maglia seconda, guardate la maglia del Perugia, quanto è bella. C'è qualcosa che va al di là. Vai raga, Perugia, Venezia. Calcio d'inizio, ho messo 7 minuti, così almeno un minuto in meno perché sennò veramente diventa un video lunghissimo. Sempre vabbè campione a livello di difficoltà, però senza recover io sono in una depressione acuta veramente perché perderlo così è stata Ciao e dura. benvenuti in Aspetta. questo splendido stadio. Non potevamo sperare Siamo al di Renato migliore Curi di Perugia. dall'incontro di oggi. Solleone, Venticello, Sì, Pedro. benissimo, bravo, molto Cosa bravo. chiede di Vai, più? andiamo raga, devo Allora cercare mettete di comodi portarla a e casa lo stesso preparatevi questa per questo Serie B. attesissimo match. Credete di Nonostante insomma aspettarci i tutto problemi, esaurito e a quanto pare la si cessione vede di che Alvaro il Recoba è momento stata era qualcosa di ancora incredibile. splendido. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della Sono fede dei arrivati molti sostenitori. soldi, non tanto di ingaggi purtroppo, Che però abbiamo perso presenza di la pubblico nostra splendida. leggenda. È certamente un'accoglienza degna del blasone delle squadre in campo. Vabbè, è Cominciamo andata così subito, ragazzi, minuto per il purtroppo gioco. la sfiga ha voluto questo e pazienza. Di Chiara. Bell'anticipo, Ok, regolo sventato. grande Edinho, Michel. vai Michel, veneziano, Alza prova palla in a lanciare profondità verso il Zigo, no, fa finta compagno. che siano i mondiali impossibili ragazzi. Chiaramente le live torneranno è solo adesso perché voglio andare un po' avanti Comunque rimessa in e gioco a non riesco a terra. fare la live oggi perché penso di farle comunque il venerdì, teoricamente. Edinho, Edinho, Attenzione al mamma tiro. mia Edinho per poco ci regalava il gol. Si libera della palla e Dai tenta Fioi, Zucco, l'imitazione. Può Zigo, andare in rete. Cross Veneziano, partito. e Veneziano la Pallone. mette, e Veneziano la mette, e Veneziano la mette, 1-0. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare Siamo senza partiti nessuna bene ragazzi, difficoltà. al Renato Curi. Hanno trovato subito il gol del Però stiamo vantaggio. attenti che E adesso manca avranno più ancora una vita. spazi. La sfera oltrepassa la linea. Veneziano l'ha messo, sempre anche vincere tutte 1-0 di Bava, Fioi, cioè veramente, sarebbe bello arrivare primi e dopo fare un mercato però Sembra che faraonico in stiano A. puntando sugli esterni adesso. Senza Voglio il dubbio, mercato è un po' più faraonico in levezza. Serie A. Penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, Vai per Vivia. avere maggiore libertà nella gestione del pallone. E fa su Merda. l'invio degli avversari. Palla in avanti verso il compagno. Camporese. Camporese. Beh, Felicioli, non ho messo 6 minuti perché ho paura di avere poco tempo per fare un gol o recuperare. Spinge cedendo il pallone lungo. Occhio ragazzi, ma che cazzolina fate? Scatta verso il pallone. Vince il duello Bravissimo fisico, modulo, fa sul grandissimo pallone. modulo. Pallone lungo, Modulo, vede in il cume. verticale. Vai cume, lanciati verso la gloria eterna, Edinho. Edinho per nessuno. Errore qui, Molto pallone bene. Comunque la sprecato. stamane del Perugia è qualcosa di Buon meraviglioso. recupero, anche se questo non è il suo ruolo. Gli alti ritmi di gioco e la capacità Speriamo di non individuale vederla quando è necessario segnare. sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Ok, Camporese, Edinho, forza. Miche, Zigo, Zigoni. non è Zigo, vedere Zigo titolare non è il massimo però. Con il fallo. Questo passa per il convegno. Ma che... No vabbè, Camporese ha fatto il passaggio per uno Zigo a terra. Crondelli, E trova il compagno. Zigo, bravissimo Deli. Veneziano l'incornata! Questo come è incredibile! Sono già scappati via. Pazzesco ragazzi, Avversari in difficoltà. 2-0 così, questo è veramente un'incornata da rivedere. Schierata, ma è riuscito comunque a trovare uno Crondelli, spazio e a insaccare. Zigo, Ha spondona, preso benissimo posizione Zigo, ed è sgusciato. boom! La conclusione non è stata che il Porta lieto fortuna il fine di un'ottima formato così. preparazione. E si riparte da un netto 2-0.
Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Edinho. E come spesso avvenuto nelle ultime partite, anche oggi sono Veneziano per Zucco, ma qua Zucco non ha la velocità per poter sostenere un'azione del genere. difensore la calcia lunga. Vai Ed, Edinho, Zucco. Attenzione per il Cume! Mamma mia ragazzi, quasi tripletta del Cume, cioè, indescrivibile. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Crondelli. Bravo l'estremo difensore. Venezia mai visto così? Spazza via senza Bronzoli. Falcinelli. Falcinelli. Per fare anche il difensore. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Felicioli. Crondelli. Vai Edinho, sta giocando bene anche Edinho, comunque il suo lo fa. Ed Veneziano per Zigoni! Signori, un Venezia stratosferico! Mamma mia. Il Venezia ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un Allora, gol. devo cambiare il pallone, vabbè, teniamo questo, mi piace troppo. Zigoni, Sono... bene notarlo, ha battuto il portiere avversario per la quinta volta. Quinto gol comunque de Zigoni, 3-0 Anzi, Venezia che non sembra vero, 0-3 dopo il primo tempo, Veneziano e Zigo. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. Sì, beh, 3 lampi, insomma, sembra uno schifo. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I 3 gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 alla fine del primo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Allora Nakata ragazzi, si è visto poco i Detoshi, si è visto veramente poco. Adesso vedi segna da qua, gol che vale quadruplo, mamma mia. Però manca Caviedes, ve lo ricordate Caviedes ragazzi, l'Equadoregno. Veneziano, prova la spondona, niente da fare. Il Cume la prende di fianco, ma va bene. Palla che supera la linea laterale, sarà rimessa. Occio. Bravissimo Aba. Edinho. Dai, adesso con la... Dai, cazzo, voglio la Serie A, la pretendo da primo. Edinho. Zucco. Mamma mia, come giochiamo, ma... Peccato perché Edinho ha fatto una grandissima azione, ma il Zucco, ragazzi, ha i piedi di piombo. Ricordate la prima giornata, quel gol sbagliato a porta vuota, ancora grida vendetta. Può cercare il taglio in mezzo. Elegante. Ci sono delle novità comunque, assolutamente della stagione, e lo zoccolo duro forse, chissà, magari. Ci sono delle sorprese anche da questo punto di vista. Veneziano prova a fare lo scatto, ma Angela riesce a recuperare. Che poteva diventare insidiosa. Opta per il lancio lungo. La parete difensiva buono, è difficile da girare. perfetto. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene. Ok, e per bravo non Mikel. è stato difficile fermare l'azione. Bravo Mikel. Attenzione Mikel per Veneziano. Ci prova. Mamma mia, peccato, il sinistro non è propriamente il suo piede. Se giochiamo così la Serie A è sicura, anche al primo posto. Peccato solo non avere Recovino. Nakata, suo il gran tiro dalla distanza che nello scorso match è valso il vantaggio nel primo tempo. Ma cosa me ne frega a me? Roba nostra. Ok, 70esimo. Situazione bello, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Nakata. Hidetoshi recupera Aba. Brava Abate Zigo, Veneziano qua proprio cavolo fa, mi va incontro e dopo scappa quando ormai la palla è già a 600 km. Molto bene. Palla riconquistata immediatamente. Vai Crondelli. Vai Cron, passa la Deli, Veneziano. Voglio il gol di Edinho, però Edinho! Anche lui partecipa ai festeggiamenti, signori. 0-4 al Renato Curi. Che ha provato in tutti i modi ad
0-4 al Renato. Gli avversari non lo lasciavano respirare, ma lui se li è mangiati. Ha dimostrato classe e ottima forma fisica. Veramente un calcio bailado. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. 81esimo Edinho, adesso vedi 5-4, Edinho si invola, il Polemangai di colore. Attenzione Zigo. Qua Zigo ha fatto, non so cosa volesse fare, vabbè, va bene. Vuole la profondità. Abbiamo capito ragazzi, i problemi sono in live. Edinho per Veneziano, splendidamente splendido, il Cube! Quaterna di Veneziano. Oggi la difesa è veramente un colabrodo. Sì, Fabio, non so che dire, quaterna di Veneziano. E sono 3 e ovviamente si porterà a casa il pallone. Come 3? Di tutti i giocatori. No, ferma. La sua sfida. L'arbitro ha ravvisato un triplettone allora. Ma scusa un attimo, ho segnato. Ah giusto, il gol di Zigoni. Ciao, me lo sono completamente scordato. Sì, scusa, sorry. Gol di Zigoni. Quindi triplettone, vabbè, peccato. Quindi triplettone di Veneziano. Rosi. L'arbitro ha comunicato 4 minuti di recupero al quarto uomo. Michel, bravissimo. Edinho, facciamo adesso il poker. No, qua un po' una cazzata. Ma calcio sontuoso al Renato Curi di Perugia. Bella quaterna, l'ho chiamata. Fuori gioco. Offside. Penso che faremo 4 partite, Dovrebbero bastare per portarci un po' avanti. Il portiere la spedisce su. Vai raga, triplettone di Veneziano, Edinho Zigoni. Mi porta a casa la palla. Veramente un calcio spettacolo. Alcuni. Ok, perfetto. Il Crotone, che poi Perugia la terza, il Crotone non molla, però comunque aspetta una cosa da Venezia, la Spezia. Adesso vediamo un attimo, scusa, ecco che così quantomeno non abbiamo problemi. Campione. Non ho cambiato niente, non che venga fuori che era troppo semplice perché conosco i miei polli. Però veramente un 5-0 molto molto inaspettato. Ok, perfetto. Schema di gioco. Mettiamo Firenze per Zucco. E il resto possiamo anche lasciarlo così. Buono. Dai, la squadra comincia a prendere più che altro intesa e questo è importante. Molto importante questo, raga. Ok, siamo al Pierluigi Penzo. Che condizioni abbiamo stasera? Vai. Ottime direi. Temperature gradevoli, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Ah, guarda, meravigliosa. Io sono estasiato da questo. Adesso però stiamo attenti che questo non deve, come si dice, ingannare questo 5-0 a Perugia, Infatti, sono arrivati in massa. Certo il Crotone però poteva anche perderla. Veneziano passaggio come sempre a cioccolataia, attenzione, inizio non bello. L'arbitro ha già dato via cronometro. Abate, Edinho. Firenze. Sicuri in fase di palleggio. Ok, Felicioli. Manca anche però il Moli, Camporese. L'appoggia sulla fascia. Tanto Camporese fa si sgroppate, attenzione Modolo, il difensore Modolo, e c'è il gol di Zigoni su assist di Modolo, ma signori Venezia strepitoso. Ragazzi abbiamo capito, il problema sono le live. Zigoni grazie a questo centro ha totalizzato. Alla fine ho ragione io, la chat è colpa della chat. Vabbè stiamo buoni che manca ancora una vita, però intanto sono 1-0 dopo 15 minuti con assist di Modolo e gol di Zigoni, sesto centro per il piccolo Zigo. Scatta verso il pallone. Poteva essere un gran pallone, peccato, questione di centimetri. Ma stai zitto. La butta in mezzo. Occhio. Bravissimo Modolo.
E vai Zigo. Zigo verso la gloria. Veneziano prova l'assist ed è sontuoso l'assist. Zigo, no, la cosa mi ha preso il portiere. Venezia illegale in 52 stati. Prova a giocarla in profondità. Vai Abate, niente. Speriamo di non pagare sto errore dei Zigoni, ma Veneziano ha fatto un assist però. Firenze che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite. Veneziano splendidamente, un assist splendido al bacio. Edigno, no, non era per Veneziano in realtà, Veneziano la gira per Firenze che la mette in mezzo, niente. Ottimo disimpegno, fondamentale. Crondelli, Edigno, un solo gol a referto fino ad ora Crinciano. E così siamo. Stai buono Carezza di merda, perché lui non è Caressa ma Carezza, è una Carezza. Prova a verticalizzare. È più un pugno sui maroni, però vabbè, insomma, sono dettagli questi. roba nostra. Vai Vivianus. Madonna, sponda meravigliosa di Veneziano, e Zigoni poi fa un passaggio che veramente un cioccolataio poteva creare qualcosa di più delizioso. Camporese. Vai Campo. Edigno. Edigno! My God! Venezia 2, la Spezia 0. Mamma mia! Anzi lo Spezia, perché sennò qualcuno si può arrabbiare. Lola Spezia. Lola Spezia? Sì, Firenze. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Manca solo il timbro di Veneziano. Ma veramente un Cume a dir poco straripante. Un Cume come allenatore in questo caso. Il giocatore ha fatto solo un bel assist ma poco altro. Ma se si sveglia anche Edigno, cioè fa il secondo gol consecutivo per l'asso brasilieros. È un tè caldo. Ti guardo una cosa però. È destro, sì. Infatti cioè, è impossibile un gol di sinistro. Cioè un gol di destro col piede debole. Invece sì, lui è destro. L'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. L'arbitro. Ref. Che è un po' ref. Ottimo, vai Zigo. Zigo vede Cron, passa la Deli. Veneziano si gira perfettamente. No, ho sbagliato io, ma miseria. Firenze. Che se il Crotone le vince tutte, vincere tante, rimanere a 1. Siamo a più 1. No, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Qua guardo la chat. Non in live, questo è il Cume. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. E allora con la live c'è qualcosa. Il gioco si rallenta, non lo so. Veramente non me la so spiegare perché 3-0 dunque. non giocavo così dai tempi di PES 13. Che tra parentesi li giocavo comunque non in live. La difesa è invalicabile oggi. Firenze. Ed Veneziano. E trova il compagno. Ancora. Però ha preteso un po' troppo qua il campioncino. Vai Cron, passa la Deli, perfetto. A Felicioli, che ha portato felicità. Zigoni vuole sfruttare lo scatto. Dunque, Roba nostra. Ciao. Dalla formazione già annunciate peraltro il quarto gol. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprendimento Firenze. Firenze, mamma, se anche Firenze veniva giù il Pierluigi Penzo. Ha fatto bene a provarci. Non capisco, veramente una squadra completamente cambiata. Bartolomei. Senza Recoba anche meglio, incredibile. Aveva ragione Agi. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa.
Edigno, no, che pretendere uno scatto di Zigoni è un po' illegale. Marcatura stretta su Edigno, ragazzi, hanno paura, Hanno paura di Edigno, signori. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' meno. Il portiere si oppone. Viviano la prende. Michel. Speriamo di questa vittoria ci possa portare qualche punto di vantaggio sul Crotone, perché sarei stufo di stare sul più. Mamma mia, ancora Viviano. Bravo Ed. Mamma mia, Edigno, ragazzi, altro che Recoba in questo momento. Edigno meglio di Alvaro, che Recoba era un po' l'uomo simbolo, l'uomo bello, l'uomo dei denti perfetti. Il portiere la calcia lontano. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare. Veneziano lancia Zigo. Zigo. Ha solo un piede purtroppo. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Veneziano. Una buona iniziativa, ma non è bastata. Mamma mia. Si vede che sta facendo fatica. Felicioli è morto. La morte di Feli. Non si muove bene. Pare riesca a continuare, speriamo regga. Scodella in avanti. Modulo era ben posizionato, Michel. intercettato il pallone. Bravissimo Crondelli. Zigoni. Venezianone. E ce la fa, non si sa come. Il Cube. Bravo, bravo il portiere qua. Ma siamo straripanti. Al di là dell'esito finale, questa azione è un esempio perfetto della loro capacità. Le prende only Cume. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari. Marcatura stretta su Veneziano, ragazzi, hanno paura, hanno capito chi sono. Fa avanzare le azioni con il lancio lungo. Possiamo giocare, grazie. Edigno non ne sbaglia una Ed. Qua Zigoni ha fatto un passaggio un po' così, ma chiedere i passaggi di prima a Zigoni è come domandare, non so, a Rosy Bindi se è un uomo o una donna, cioè, risposta molto scontata. Zigo. Estremo difensore, la caccia lunga. Mora. Vai raga, Firenze. Zigoni. Edigno. Non so più che dire, raga. Guardatelo, il nostro piccolo Emangai. 4-0. Pratica chiusa già da tempo, ma Edigno firma 3 gol in 2 partite, cose mai viste. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Hanno dominato la partita in tutti e 90 minuti, trovando spesso il gol. E trovando anche 8 gol in 2 partite, mai successo. It's incredible, come it's incredible. Ma il Crotone ancora resiste, il Perugia sta perdendo colpi, ma ragazzi la sfida tra Venezia e Crotone per la prima posizione, lo scontro diretto potrà essere decisivo. Juve Stabia, siamo contro la Juve Stabia. Vai, schema di gioco. Zigoni, oh Felicioli è andato, devo tenere questi, non ho giocatori, questo è il vero problema. Ho la squadra più corta del pianeta. Va bene, andiamo. Prima eravamo più in forma, speriamo non conti troppo, vai. Adesso mando un messaggio, è come una live questa. Un caro benvenuto a tutti amici che ci seguite da casa. C'è ancora incertezza nell'area riguardo alle condizioni meteo. Le previsioni davano pioggia in questa zona. Ok. Per ora lo stadio Sì, adesso che c'è veramente. No, ho messo la maglia brutta. Speriamo un po' da porta sfiga forse, speriamo di no. Comunque sia, che piova o che splende il sole, siamo certi che l'atmosfera sulle azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Ok. Vai Cume. Ci mette il fisico e Vai conquista il Ed. pallone. Vai Ed.
Qua ha fatto una cosa un po' improponibile. Adesso vediamo quella squadra diciamo meno in forma e si vede che insomma dai parametri abbiamo visto che la squadra è meno in forma rispetto alle due partite precedenti. Purtroppo 6 punti fatti, me li ha fatti anche il Crotone. Però stiamo tra virgolette, molte virgolette, blindando la seconda posizione. Però la maglia è brutta. È davvero una bella serie di passaggi questa. Di Gennaro. Fa avanzare. Bravissimi. Vai Campore. No, mamma mia che culo. Vai Digno. Il Digno si permette di fare anche il lezioso. Michel. Questa è una partita scorbutica. Qua non vedremo goleade. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Questo errore potrebbe colpisce verso la gol della Juve Stabia. Erroraccio, siamo partiti malissimo. E questo è il risultato. Niente da fare per la difesa. Ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che è finito il magic moment. Peccato che vince le due partite, il Crotone vince, vabbè, stiamo zitti, va, stiamo zitti. Esplode nello stadio. I giocatori saranno ancora più carichi adesso. Se cosa è cambiato la prima, un po' la forma, sembriamo un'altra squadra, queste cose non me le spiego, non c'è niente da fare. Ha provato l'azione individuale senza successo. È colpa della maglia, è colpa della maglia. Noi dobbiamo sempre dare, ricordate, sempre dare colpa a fattori esterni. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Trova il compagno, attenzione al tiro. Bravo Viviano, però Mozzarella della Juve Stabia. E Digno. Ottimo. No, Cume, no, il Cume sembra un altro giocatore, Digno anche. Scodella in avanti. Ma è la maglia. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Vai Digno, bravissimo. Vai Zigo. Tocco preciso. Dai, mamma, i nostri difensori stanno diventando giocatori d'attacco, una cosa abbastanza ufficiale. Ah, non c'è del no, batte Veneziano. Rido, adesso se segniamo, è impossibile. Apriamo una rovesciata impossibile. Un Venezia un po' strano oggi, Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato Guarda come cambiano le partite. Riceve in ottima posizione. Se ne va. Può provare. Fuori. Conclusione sul fondo. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Ottimo. Bravo, vai Zigo. E vaffancuore, 1-1, assist di Veneziano e Zigone punisce. Zigoni punisce. Una conclusione assolutamente imparabile. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto trovando. Bravo Zigo, bravo. 1-1 è importante fare il gol adesso, no? 7 gol di Zigoni comunque. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Ah, guarda, la partita della vita. Ottima pressione la sua. Bravo Zucco. Zucco per Zigo. Passare con un pallone profondo. Comunque importante la reazione subito. 1-1 forte per la Juve Stabia. Zigoni, Perù Venezia. Le squadre vanno a riposo sul punteggio di 1-1, uno scontro ancora aperto. Speriamo ci regali altre emozioni. Vai. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Eccoci nell'intervallo della partita. Finora è stata davvero intrigante. No, come che cazzo? Continuare a divertirci anche Ma nel chi? secondo No, tempo. vedete qua Veneziano rimbambitus. E iniziano i secondi 45 minuti. Lungo passaggio in avanti. Ok. Palla riconquistata immediatamente. Non c'era spazio. Vabbè, questo è un fallo discutibilissimo, però va bene. Qui il giocatore riceve un sonoro avvertimento da parte dell'arbitro. Il cartellino lo aspetta la prossima. Perché l'1-1 non basta, mamma mia.
tentato la giocata spettacolare, ci è mancato davvero poco. Spondona di Veneziano per Edigno, perfetto. Probabilmente non poteva fare Una volta era Rec difficilmente riescono. Veneziano, ma è un'altra storia. Roberto Vitiello prova immediatamente in avanti. Brutto Va bene, fallo. calcio di punizione. Roba nostra. Vai Zig. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. La gioca in profondità. Passaggio in avanti nello spazio. Questo è brutto, questo è brutto. Che culo di merda, ma non ci credo. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Che culo. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Aramo. Vai. Adesso è dura. Siamo stati sfortunatissimi. Michel. Creatività per provare a mischiare le carte. Adesso conducono, anche se solo con un gol di scarto. Veneziano. Aramo penetrato, certo non è un fuoriclasse. Questa sembra sia indirizzata verso la sconfitta. Niente, no. C'è niente da fare. C'è niente da fare. Quando ti fischiano così la devi perdere per forza. Non si può passare da 8 gol in 2 partite a una partita comunque così, con falli ogni volta, un fallo al primo tocco. Dobbiamo beffare il sistema, ragazzi. Ma no, così, madonna, no, fioi. Aramo ha fatto una cosa indegna in 59 milioni di stati. No, veramente non fanno neanche contrasti i miei. Si rifiutano anche di fare contrasto, bene. Ecco, la prende lui. Tutti i rimpalli a favore, 74esimo meno il pareggio, raga, dai, non meritiamo di perdere, hanno fatto 2 tiri loro. Vai Mazzuccolini, ragazzi. Piedi di piombo Zucco. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Tutti in attacco, raga. Prova a giocarla in profondità. Non ci credo. No, ma come ha fatto a Vabbè, va bene. Va bene. Stiamo calmi. Mostrano un buon controllo del gioco. Tenta la conclusione. Ci ho provato, tutti in avanti, ci ho provato. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. È arrivata la sconfitta, partita balordissima. Passaggio perfetto e lui Ma troppa differenza, questo fa capire il perché mi arrabbio, perché non c'è equilibrio. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Il divario tra le squadre si allarga. Vai campo, almeno per l'onore. Ha la possibilità di andare, cerca il tiro. Cosa ha fatto Veneziano? Gol, ma troppo tardi. Grandissimo gol di Crondelli, ma Veneziano ha fatto un tiro all'incrocio strepitoso. Capire prima dove finirà il pallone è una dote fondamentale in area di rigore. Troppo tardi purtroppo. E ora è tutto di nuovo possibile. Vai ragazzi, sarebbe bellissima la beffa atroce. Ti prego, l'atroce. Bravo Zucco. Edigno. Vediamo se può capitalizzare. No, di là. No. No, è pazzesco. Era proprio un passaggio pilotato apposta. Edigno. Non l'ha voluta prendere. No, va bene, perderla, queste sono poi le cose che non accetto. Devo accettarlo, ma è incredibile. Passaggio pilotato per non farmi pareggiare e Digno non corre apposta. Che bello. Grazie. Va bene. Tanto il Crotone ha perso. Purtroppo no, ha vinto. Andiamo e scivoliamo a -2, raga. Scivoliamo a -2. Ai. Facciamo l'ultima partita, però questa un po' sui maroni mi sta. Perché perderla proprio in maniera così sarebbe bello. Frosinone.
Però manca ancora lo scontro diretto, c'è da dire però che abbiamo perso, se avevamo più 1 siamo a -2. Cos'è? Chi sta partendo? No, alla fine trattativa. Oh. No, non posso perderne un altro, ragazzi? Ah, ok, forse. No, ma Fiordaliso. Ah, per forza. Ah, ok. Vabbè, così devo perderlo a 0 perché hanno deciso così. Va bene. Ora, divisa, scegliamo quella divisa solita, ma che sfiga, veramente siamo stati molto sfortunati. Schema di gioco. Ma c'è Fiordilino e Fiordaliso, che bello. No parole. Non ho veramente parole per descrivere lo scempio. Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra... Vai, andiamo raga. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni... Cerchiamo di chiudere in bellezza, almeno con la vittoria 3 su 4, solo che il Crotone le sta vincendo tutte. Cielo coperto ed è prevista... Per carità, la promozione non è in discussione per il momento, però vorrei la Coppa. Anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. E questa è una struttura a dir poco superlativa. Una cornice... Ah, Vara, uno stadio del 1900, ma è superlativo, ok. Partita già in corso di svolgimento. Modolo. Hanno già riconquistato palla. Buono, Abate. Il Frosinone vince da ben 5 turni in fila. Per questa squadra è un momento magico in cui tutto sembra andare alla 5 difesa. vittorie, megoglioni. Il Frosinone sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, Vai i loro Zigo. avversari finora sono rimasti molto compatti. Veneziano. Che vogliono in qualche modo Bellissimo provare per a Aba. riempire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Appunto. Pallone lungo in verticale. Ecco l'occasione di contropiede. Se ne va. 5 vittorie di fila non sono poche. Ball cross. Mamma mia, qua il portiere fa la cagata. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Roba nostra. Madonna, voleva fare gol direttamente da calcio d'angolo, un pazzo. Zuccolini. Lungo passaggio in avanti. Vai Ed. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Mamma mia, per poco la prendevo. Rodien, autore di un assist nell'ultima partita. Non mi interessa, parla dei miei. Beh, Crondelli che comunque ha fatto un bel gol da attaccante consumato. Su tiro di Veneziano all'incrocio devastante, però. Veneziano, niente, passaggio sbagliato. Niente, capisci che va male quando sbagliano i passaggi, è pazzesco, ormai lo conosco bene. Anche questo PES. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Al centro c'è sempre meno spazio, Oh, bisogna Madonna. essere precisi e veloci nel passaggio. Buono. Niente, qua passaggio molto molto brutto. Avanti, vuol far salire i compagni. Rodien. Edigno. Niente. Vi siete appena sintonizzati? Beh, state tranquilli, non vi siete perso nessun gol. Ancora parità, 0-0.
Zigoni. Buono. Passaggio sulla Beh, destra. batte. Dalla Veneziano. Edigno. Azione, no, azione strepitosa, meritiamo il gol. Riceve la palla. Fiordaliso. Non ci credo. Nell'unico punto dove non c'era nessuno. Provano a partire in velocità. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Edigno. Veneziano. Prova a tirare. Non ci voglio credere. Non di molto, questa Stiamo tornando a sprecare. hanno fallito quest'ultima opportunità, altrimenti parleremo di tutt'altro risultato. Ma la storia non si fa con i sé, come si suol dire. Ma veramente Karesh è la cosa più improponibile del pianeta. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Finora entrambe le squadre si sono dimostrate estremamente attente e concentrate, ma nel secondo tempo comincerà ad affiorare la stanchezza e la situazione potrebbe cambiare. Riceve il passaggio. As. Rodien. Fa avanzare l'azione. Non c'è niente da fare, non riusciamo Il Frosinone. Non riusciamo a sbloccarla. La sfera. E la meritiamo noi ovviamente. Molte qualità nel palleggio, il mister non sarà per Grondelli. niente Zigo. Veneziano. Deli. Sì, ma no, davvero Zigoni in interessante velocità, Si dai. fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Detto che con attacco con Zigoni andare in Serie A è già un miracolo, L'ultimo passaggio. L'intenzione era molto buona, l'esecuzione un po' Fuori meno. gioco. Zigoni in fuorigioco. Occhio. No. Occhio al tiro. Mamma mia che risca. Il primo tiro per poco la buttavano anche dentro. Un tiro tecnicamente ben eseguito, è stato solo sfortunato a non trovare la porta. Dai. Frosinone ha ottenuto un bel risultato nell'ultimo match, propiziato Edigno. soprattutto dalla strategia scelta dal proprio allenatore. Niente. Quando sbagliamo i passaggi è sempre così. Scatta verso il pallone. E passa. Il Frosinone a calcio di punizione. Guarda che bello Edigno in barriera. Portiere tuo. No, bloccala zio Ken però. E sarà rimessa con le mani. Mamma mia che cioccolataio. Tu che fai la solita mossa, l'unica che posso fare, che bello. Facciamo i cambi. Dice di aspettare prima di riprendere il gioco, il mister vuole cambiare qualcosa. C'è un doppio cambio. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. La appoggia sulla fascia. Ok. Lotta ma perde l'equilibrio. Palla che torna nella zona del portiere. Errore che potrebbe metterli nei guai. Buono. Dai raga, dai Digno. Riceve in ottima posizione. Veneziano, buon passaggio per Firenze, però arriva l'uomo sbagliato. Fallo. No, non mi dà il fallo. No, vabbè, no, non mi può non dare sto fallo però. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione. Sì, dai, non devo vincere Ha neanche questa. evitato un gol sicuro. Vabbè, lo sappiamo. Quando le colpe lo dico, ma anche questa partita, nei mondiali impossibili queste cose non le vedo. Ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Firenze. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Ok. No, zio, ok. Niente, tutti i passaggi devono sbagliare apposta e buttarlo e vara che roba. Meno male che è un coglione. Incredibile, oh. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo Niente da scadere. fare. Posso stare qua fino a domani notte. Scodella in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è Non stato è a zecco mezzo, Peccato, nel primo tempo potevo segnare, nel secondo tempo il gioco non mi ha mai dato l'opportunità. Ma devono sbrigarsi a impostare l'ultima azione offensiva.
Mettiamo lì. Ecco, attacco ma non completo, se no cioè, la sconfitta sarebbe troppo pesante. Edigno. Niente, che i miei giocatori non sanno giocare in profondità. Un attaccante che non sa giocare in profondità è incredibile, però. Non posso fare un porco zio di filtrante. Sto zio. 8 gol in 2 partite, pareggio e sconfitta. Va bene. Peccato, il video è iniziato benissimo, ho finito con tanta amarezza perché rischio di andare a -4. Addio sogni di gloria. Vabbè, vediamo quanto abbiamo sulla terza, e questo è comunque importante. Un po' deludente questa partita, devo dire. Una gara molto... Crotone vince sempre, ma è buggato, il Crotone deve vincere per forza, siamo più 3. Niente, il Crotone deve vincere, abbiamo capito, dai, abbiamo capito com'è la faccenda, tutto regolare. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, la prossima è contro il Chievo, squadra difficile. Ciao!